In principio fu un solo vaporetto, il Regina Margherita, che nel 1881 prese servizio sulle acque del Canal Grande. Nacque per l'idea di Alessandro Finella, un piemontese trapiantato a Venezia, che la copiò dai bateau-mouche francesi. Il Regina Margherita fu anzi costruito proprio in Francia, grazie alla Compagnie des Bateaux Omnibus de Venise di Parigi, che l'anno successivo varò altri 8 vaporetti. Alcuni anni più tardi, nel 1890, la Società Veneta Lagunare estese il servizio tra le isole e la terraferma e nel 1903 il Comune assunse direttamente la gestione dei servizi di navigazione, con l'azienda comunale di navigazione interna, prima ACNI e poi ACNIL, proprio grazie alla fusione con la Società Veneta Lagunare. Nel 1978, infine, fu fondata l'azienda del Consorzio Trasporti veneziano, che è tutt'oggi in servizio con questo nome. Ma non pensate che questo mezzo oramai iconico e inscindibilmente legato ai panorami cittadini sia stato accettato pacificamente. I gondolieri e gli altri traghettatori si opposero infatti a lungo all'avvento del motore, ma era solo questione di tempo. Il vaporetto, con questo nome così unico e iconico come gondola, era destinato a diventare il mezzo veneziano motorizzato per eccellenza.